Presidente Serracchiani, la piattaforma agroalimentare all'interno dei mercati di Udine ha due grandi potenzialità. Intanto è un progetto che viene da lontano, uno studio addirittura dell'Ocse che venne presentato dalla Camera di Commercio di Udine, nel quale abbiamo creduto fin da subito e sul quale abbiamo sviluppato poi un lavoro importante. All'esito di questo lavoro abbiamo allocato le risorse perché ci troviamo di fronte ad una piattaforma dell'agroalimentare che ha due punti di forza straordinari. Intanto strategici e di tipo logistico, si trova al centro delle nostre grandi infrastrutture su cui abbiamo investito e lavorato in questi anni, dall'aeroporto del Friuli Giulia, il polo intermodale, ai tre porti di Trieste, di Monfalcone e di Portonogaro e ai nostri interporti, da quello di Pordenone alla Sdagga di Gorizia all'interporto di Cervignano e Fernetti a Trieste, quindi è collocato strategicamente nel punto giusto. Dall'altra parte abbiamo fatto un lavoro di aggregazione del nostro sistema delle filiere dell'agroalimentare e quindi riteniamo che ci sia proprio in questo territorio la giusta vocazione per investire nella piattaforma dell'agroalimentare. Importante perché è un settore in continua espansione, perché abbiamo bisogno di spazi per lo stoccaggio, per il magazzinaggio, soprattutto ora che va molto forte la vendita online anche dei prodotti dell'agroalimentare e un importantissimo investimento sulle celle frigo e su tutta la parte del freddo. Vicepresidente Bolzonello, l'ampliamento di Udine Mercati si inserisce in quella che è già il contesto infrastrutturale della piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia. È un grande passo avanti, quello che iniziamo è una rivoluzione per quanto riguarda la piattaforma dell'agroalimentare dei mercati ortofrutticoli qui dell'Udinese, ma che di fatto coprono una buona parte del Friuli. È un'opportunità su cui la Regione investe molto, 4 milioni in 3 anni, e su cui c'è una compartecipazione altrettanto importante della Camera di Commercio di Udine e in minor parte, ma determinante per la parte burocratica amministrativa del Comune di Udine, che ricordo è maggioranza per quanto riguarda la parte societaria. È un'opportunità logistica da una parte e proprio di valorizzazione della filiera dei prodotti agroalimentari che non potevamo non cogliere e che porta a una capacità per tutta la nostra regione di essere competitiva sui mercati dell'agroalimentare. Presidente D'Appozzo, in questa operazione c'è una grossa compartecipazione della Camera di Commercio di Udine. Sì, noi riteniamo che il progetto sia strategico per la città, per la regione, per il settore e quindi oltre le risorse molto importanti destinate alla regione noi destineremo una cifra diciamo che sarà intorno a 1,5 milioni di euro proprio per accelerare tutti i percorsi di rinnovamento, ristrutturazione dell'area infrastrutturanda. Vicepresidente Pavan, investimenti importanti per il futuro di Udine Mercati. Assolutamente sì, come avete sentito la Regione finalmente, dico tra virgolette, ha creduto in questo progetto importante che non è un progetto solo che fa riferimento a Udine come Udine Mercati, ma tutta la Regione e tutto il contesto del servizio della logistica e l'agroalimentare soprattutto. Quindi ben vengano questi progetti. È un progetto che parte, speriamo parta in fretta, con tutte le sinergie e le burocrazie che c'è, però abbiamo bisogno assolutamente di infrastrutture per essere più attraenti nel territorio e non solo.